Ancora furti nella Marca. La notte scorsa una banda di 3 uomini incappucciati è entrata in azione a Valdobbiadene. Un presunto ladro kosovaro arrestato invece a Ponte di Piave. Fugge all'alta dei carabinieri, folle inseguimento lungo il terraglio con l'auto che alla fine esce di strada, finisce contro un albero e prende fuoco. Il conducente era evaso dagli arresti domiciliari. Il tuo sorriso, la nostra luce, le frasi dei familiari di Vanessa, la 26enne uccisa esattamente una settimana fa a Spineda. Castelfranco e Riese si preparano per l'addio venerdì. Esce di strada, l'auto abbatte un cartello, dopo una carambola si schianta contro un muretto. Incidente nella notte a Sernaglia, grave un 38enne di Valdobbiadene. Covid, influenza e malori per abbuffate, la centrale operativa del SUEM subissata di richieste. Solo nel mezzogiorno di Natale 150 chiamate. Santo Stefano ecologico, centro off limits alle auto in una Treviso addobbata a festa, complice il meteo, le PM10 non mollano la presa e già si guarda i Panevin. Un mare di nuvole è il meraviglioso spettacolo che si è potuto ammirare oggi dalle cime delle Dolomiti, a causare il fenomeno di inversione termica. Pranzi e cenoni delle feste senza sprechi, le ricette per riciclare gli avanzi di Natale creando un menù sfizioso dall'antipasto al dolce. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3 e buon Santo Stefano da parte di tutta la redazione di Antenna 3 del gruppo Media Nord-Est. La cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali con i ladri che sono tornati a colpire in diverse zone della Marca trevigiana, soprattutto a Valdobbiadene nella notte tra Natale e Santo Stefano. Ladri incappucciati sono entrati in azione su tutto il territorio comunale. Mi auguro che quanto prima questi 3 malviventi possano essere intercettati e arrestati, perché stanno creando panico nelle nostre comunità. È stata una serata di Natale concitata a Valdobbiadene, dove dei delinquenti sono entrati in azione creando inquietudine e allarme. A catturarli al momento solo alcune fototrappole con delle immagini subito condivise e diventate virali. Gira sui social una ripresa da una fototrappola di un video di 3 persone col cappuccio e di spalle. Il primo episodio è stato segnalato a San Pietro di Barbozza, con i ladri entrati in un'abitazione mentre i proprietari si erano assentati per circa 40 minuti. Qui hanno arraffato gioielli e contanti, poi la scorribanda è continuata con diversi tentativi tra le borgate di Ron e Santa Lucia, e questo fino all'1-2 di notte. Valdobbiadene ritorna così all'inizio del mese con i protagonisti che potrebbero essere gli stessi. Erano circa 3 settimane che non si facevano vivi, probabilmente avevano cambiato zona e sono ritornati in questi giorni di festa, quindi a tutti dico di tornare ad alzare la guardia e prestare attenzione. Sempre nella notte tra Natale e Santo Stefano, i carabinieri sono intervenuti a Ponte di Piave, dove un residente ha segnalato un uomo intento a compiere un furto in un'abitazione. Tempestivo l'intervento dei militari che dopo un breve inseguimento hanno arrestato un 23enne kosovaro. I carabinieri fanno il massimo, dicono i primi cittadini, ma a questo punto servono rinforzi. Credo sia molto importante rafforzare i pattugliamenti e in questo gli appelli alla questura e prefettura sono stati fatti perché si possano impiegare in quei posti dove sono più frequenti i furti, si possono spostare forze dell'ordine anche da luoghi più vicini. E nella notte c'è stato un grave incidente a Sernaglia della Battaglia, un'auto condotta da un 38enne proprio di Valdobbiadene è finita fuori strada dopo una spaventosa carambola. L'automobilista ha perso il controllo dell'auto abbattendo prima un cartello stradale, poi ha urtato un platano e ha terminato la sua corsa nel canale a ridosso di un muretto di cemento. Nello schianto violentissimo l'uomo ha sfondato il parabrezza ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all'ospedale di Treviso, dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni. Andiamo adesso sempre per la cronaca sul terraglio, dove c'è stato un folle inseguimento.
Rocambolesco inseguimento ieri sera lungo il Terraglio tra un'auto che non si è fermata all'alta dei Carabinieri e una pattuglia dell'Arma impegnata in uno dei servizi di controllo del territorio intensificati in queste giornate di festa. L'auto, condotta da un quarantenne del veneziano, con a bordo anche una donna di 38 anni, anche la veneziana, ha concluso la fuga a tutta velocità a Mestre, all'altezza della Castellana, quando è finita contro un albero ed ha preso fuoco. I due occupanti sono stati estratti dalla macchina, soccorsi e trasportati all'ospedale dell'Angelo per i traumi riportati nell'impatto, che poteva avere conseguenze ben più tragiche. Dai successivi accertamenti dei Carabinieri è emerso che il quarantenne si trovava agli arresti domiciliari nel Trevigiano per una serie di furti messi a segno un mese fa in negozi di Milano. L'uomo è stato quindi denunciato per evasione e resistenza pubblico ufficiale. È questo uno dei numerosi interventi che hanno visto impegnati i militari dell'Arma nel lungo ponte natalizio. 5 le patenti ritirate ad altrettanti automobilisti che si sono messi alla guida ubriachi e sono stati fermati a Treviso, Preganziol, Riese, Casale e Silea, risultando con tassi alcolemici nel sangue ben al di sopra della soglia massima consentita. A Mogliano bloccato anche un 22enne che guidava senza patente ed aveva in auto un manganello, alcuni grammi di hashish ed una carta di credito rubata. Giornate dunque di grande lavoro per i Carabinieri. Oggi, nella nostra prima edizione del TG, ci siamo collegati con una pattuglia della radiomobile in servizio a Castelfranco. La radiomobile è praticamente un servizio sulle 24 ore e quindi diciamo che il nostro servizio è prevalentemente a carattere preventivo. Noi però, tramite la nostra centrale operativa che opera sulle 24 ore, siamo diciamo così pronti a rispondere a qualsiasi chiamata e quindi in particolar modo a quelle di emergenza, che nel 99% dei casi, per quanto riguarda l'urgenza che svolge la radiomobile, si svolge praticamente su strada. Noi riusciamo a garantire per ogni turno di servizio un minimo di 1 a 2 autovetture, sempre dislocate sul territorio e suddivise per settori. Come rinforzo, sempre da parte dell'Arma dei Carabinieri, abbiamo i servizi di istituto messi a disposizione dai comandi stazione. Super lavoro per le forze dell'ordine, ma anche per gli operatori del soccorso tra influenze Covid e malori da abbuffata. Sono giorni complessi, abbiamo un numero più elevato di chiamate rispetto alle medie giornaliere che si attestano sulle 400 e nella giornata di ieri di Natale sicuramente abbiamo avuto un picco di chiamate intorno all'ora di pranzo, non solo ma anche nel primo pomeriggio. Mentre buona parte dei trevigiani si trovava a tavola per il pranzo di Natale, al Suem il centralino è come impazzito, 150 le richieste solo nella fascia del mezzogiorno. Malori legati a sindomi, sincopi, svenimenti dovuti sia alle buffate natalizie. E sicuramente anche abbiamo avuto un numero importante legato anche a sindromi influenzali Covid e Covid non relate che si stanno riattestando nel territorio provinciale. Già, perché i malori post-abbuffata si sono aggiunti alle tante chiamate per influenza stagionale Covid, i casi sono numerosissimi, con il picco che si sta avvicinando, come peraltro annunciato dal direttore generale Francesco Benanzi. Noi siamo pronti e gli operatori rispondono all'utenza indirizzandoli alla continuità assistenziale o dando consigli, e non sempre questo genera una missione di soccorso e quindi un invio dell'ambulanza e quindi un accesso in pronto soccorso. Un trevigiano su 10 passerà parte delle feste a letto, ma gli effetti in questo inverno 2023 sembrano diversi fortunatamente da quelli degli anni scorsi, soprattutto per il Covid. Sicuramente minori ospedalizzazioni, i sintomi sono nella maggior parte dei casi più lievi o moderati e con dei semplici consigli o anche l'invio ai colleghi della guardia medica, della continuità assistenziale, si riesce a gestire in maniera ottimale la popolazione, l'utenza. A supportare la centrale operativa in questi giorni di super lavoro anche la rete dei volontari sul territorio, emergenza ma anche umanità, con il SUEM che non si tira mai indietro con chi è in difficoltà. E sicuramente in queste festività natalizie chi non ha famiglia si rivolge alle pubbliche assistenze, alle pubbliche organizzazioni, alle istituzioni per sicuramente cercare una parola di conforto, e i nostri operatori in questo sono preparati e in grado di darla.
Già, perché c'è un tema solitudine e a dirlo sono anche i numeri di un telefono dedicato come quello di Telefono Amico alle prese tuttora con la non stop natalizia. Questa mattina le chiamate solo per la marca trevigiana sono state 40. Compie 10 anni la maratona natalizia di Telefono Amico, un servizio attivo non stop in questi giorni di festa per dare un sostegno a chi è solo, per stare accanto a tutte le persone che hanno bisogno di un supporto emotivo in questo particolare momento dell'anno. La maggior parte delle persone festeggia con familiari e amici, ma chi è solo si sente ancora più solo e sono davvero tante le chiamate che stanno arrivando allo 02 23 27 23 27. Gli interventi che noi raccogliamo in questi giorni, questa non stop natalizia che è partita il giorno 24 e finirà oggi a mezzanotte, ci ha portato centinaia e centinaia di interventi, centinaia di persone che hanno portato la loro solitudine. La solitudine è un po' la crociata di quest'anno. Uomini e donne, anziani e giovani, la solitudine non fa differenza. Esistono delle solitudini sane, esiste il momento di raccoglimento, esiste il momento di preghiera per chi è religioso, esiste il momento di riposo, ma esiste una solitudine che è dannosa, che fa male, la solitudine forzata, la solitudine delle persone che non hanno nessuno con cui andare a relazionarsi. E così ci si interroga su cosa spinge una persona a chiamare nel cuore della notte. Questa notte abbiamo ricevuto alcune telefonate di persone che effettivamente si chiedono perché sta andando così, perché mi trovo solo, perché mi trovo giovane o meno giovane che sia, perché riceviamo interventi durante questa non stop di persone di tutte quante le età. È una cosa che ci fa mettere le cose un po' in prospettiva. Noi sì, passiamo magari le giornate, questi festeggiamenti con i nostri familiari, con i nostri amici. Ci sono persone che invece non hanno la possibilità di farlo e si trovano a chiamare Telefono Amico, a cercare un minimo di conforto, a cercare di sfogare la propria solitudine, il proprio malessere. Questo è quello di cui ci stiamo occupando adesso e che ci sta impegnando molto profondamente. Ed è un Natale triste quello che sta attraversando in particolare il territorio della Castellana, con le comunità di Castelfranco e Riese che si preparano per l'ultimo saluto a Vanessa Ballan. Il tuo sorriso, la nostra luce, quello che lasci non va più via. Sono queste le parole scelte dalla famiglia di Vanessa a pochi giorni dall'addio, con i funerali che si svolgeranno venerdì pomeriggio alle 14:30 nel Duomo di Castelfranco, città che la sera prima, come annunciato dal sindaco Marcon, spegnerà le luminarie di Natale in segno di vicinanza ai familiari, ma anche come messaggio contro i femminicidi. Sono giorni pesanti per l'intera Castellana, a una settimana esatta dalla mattanza nella sua abitazione di Spinetta di Riese della 26enne colpita a morte con 8 fendenti da Bujar Fandai, 41enne kosovaro ora in carcere a Santabona con l'accusa di omicidio aggravato anche dal fatto che Vanessa fosse incinta. Buon Natale a te piccolo, che la tua mamma ti culli tra le sue braccia lassù. Buon Natale a una Riese triste e ferita. Il messaggio scritto sui social dal sindaco Matteo Guidolin, una vicenda che interroga quella di Vanessa, con Simonetta Rubinato che pone una riflessione sulla comunicazione delle indagini. Cerchiamo di tenere presente che c'è una vittima, che quella vittima rischia di essere di nuovo in qualche modo devastata nella sua vita, e anche ci possono essere dei riflessi dolorosi e di sofferenza nei confronti delle persone che l'amavano, dei suoi familiari. Ecco, io credo che si possa accertare la verità, che la verità sia davanti ai nostri occhi purtroppo con una grande evidenza. Certo, i moventi sono importanti, ma non mi pare che ci sia molto da cercare in questo caso per capire chi ha ucciso chi e per quale amore tossico, possessivo, quello che vogliamo chiamarlo sia. Avvocato e politico, Rubinato dice di parlare da donna e torna sulla mancata adozione di provvedimenti cautelari a fine ottobre, quando una prima denuncia per stalking venne fatta da Ballan nei confronti di quello che poi si è rivelato il suo killer. Il garantismo bisogna cominciare ad applicarlo non solo all'indagato, ma anche alle vittime.
Voltiamo pagina e andiamo a Treviso, dove ignoti hanno abbandonato sacchi e scatoloni di rifiuti con i festoni dorati dell'albero di Natale. Oltre il danno, la beffa, quella messa in atto dagli ecovandali, che ancora una volta hanno preso di mira per l'abbandono selvaggio di immondizia l'area di Viale della Serenissima nel quartiere di San Giuseppe, a ridosso della ciclovia Treviso-Stiglia e nei pressi dell'ecocentro. La segnalazione dell'ennesimo abbandono con beffa in versione natalizia arriva da Vittore Trabucco, residente in zona e attento osservatore, oltre che frequentatore della cosiddetta Via del Respiro. Un regalo di Natale non gradito che si spera venga presto ripulito. Tra l'altro oggi a Treviso la giornata ecologica, un Santo Stefano ecologico, con il comune che guarda però preoccupato ai dati delle PM10, le famigerate polveri sottili, e questo in vista anche dei Panevin. Nonostante il meteo però della giornata, in tanti non hanno rinunciato a una passeggiata in centro. È sempre bella Treviso, è ben tenuta, è ben curata, mi sembra molto bene, almeno noi che veniamo da fuori, cioè, anche se siamo di qua, però sì, la troviamo sempre in forma, direi. Senza traffico è meglio dappertutto. Il meteo non ha aiutato, ma sono stati comunque tanti, trevigiani e non, che si sono concessi una passeggiata in centro, complice anche il Santo Stefano ecologico promosso da Casugana con il centro off limits alle auto. Sta procedendo bene, abbiamo deciso di collocare la giornata ecologica, vorrei ricordare è obbligatoria per legge il giorno di Santo Stefano, perché è già una festività e quindi non andiamo a danneggiare quelle che sono le attività commerciali, e contemporaneamente lasciamo le persone libere di passeggiare in centro e godersi la città il giorno dopo Natale. I prossimi appuntamenti saranno il 1° di gennaio e poi il giorno di Pasquetta, lunedì Pasquetta. Abbiamo deciso anche in questo caso di collocarlo in giorni festivi, in modo tale da non disturbare quello che è il normale svolgimento delle attività produttive della città. Certo, le misure non finiscono qui, presto potrebbe scattare il livello arancione, forse subito dopo le feste. Prima ancora si dovrà decidere come comportarsi con i tradizionali Panevin, ma le ordinanze ormai vengono adottate sulla base dei dati dell'aria praticamente a ridosso. Resta una città tirata a lucido con dei primi bilanci positivi, come nel caso del mercatino di Piazza Indipendenza, parola di Marina ed Elena. Una Treviso popolata, una Treviso viva, bella gente, veramente molto bene. Bene, sono curiosi, vogliono spendere, contenti, tranquilli, tutto bene. Soddisfazione anche al Portello Sile per la mostra sui presepi. Il Santo Stefano e tutti questi giorni di festività sono proprio perfetti per far vedere la mostra qui del Portello Sile, organizzata dalla sezione ANA di Treviso. Continuate a venire perché la mostra è bellissima e anche varia, non solo ci sono presepi tradizionali, anche presepi di un certo livello. Insomma, le feste sono ancora lunghe, Santo Stefano soltanto una tappa. È l'occasione giusta per fare 2 passi a Treviso, che è sempre una bella città. Oggi sembra anche la giornata ecologica, quindi molto comodo andare e molto bello. Condividesi? Sì, condivido appieno, dà proprio l'occasione per godere appieno della nostra bella città. Foschia in pianura, lo spettacolo invece della natura in quota. Mare bianchissimo di nuvole che sembrano panna montata, dalla quale emergono come isole le cime stupende delle Dolomiti, quando la montagna ed il meteo danno spettacolo. E così, dopo l'incredibile aurora boreale del 5 novembre, stamane era questo il meraviglioso panorama che si poteva ammirare dalle cime delle Dolomiti. Qui siamo sul comprensorio del Civetta e la vista è quella dal Col dei Baldi e Cima Fertazza, ma lo stesso fenomeno si è potuto ammirare al di sopra dei 1600 metri di quota da tutto il Bellunese, come dal Trentino Alto Adige. La spiegazione è nel meteo di questi giorni. Foschia in pianura, bel tempo, in quota con l'inversione termica che tiene l'area più mite in alto, lasciando in pianura e a fondovalle l'aria più fredda e stagnante ed anche più inquinata. Ecco allora l'effetto mare di nuvole sotto un cielo terso che si è potuto ammirare questa mattina dalle vette dolomitiche. E noi
Noi riscendiamo a valle con i consigli della cuoca molto nota in tutta la Marca trevigiana, Marilisa Piovesan, su come riutilizzare gli scarti, gli avanzi delle cene e dei pranzi natalizi. Chi il giorno di Natale non ha mangiato l'esso fatto di manzo, musetto e capone? Vi insegno un'altra chicca che potrete usare come antipasto, quella che vi farò vedere, che è una torta salata con le erbe cotte, perché chi non ha mangiato la verdura cotta il giorno di Natale? Sicuramente tutti a casa avranno una pasta sfoglia, l'unica cosa che ci serve è un forno per cucinare appunto questa torta salata, e qui vi viene fuori un antipastino sfizioso. Non ditemi che non avete della mozzarella o del formaggio avanzato, ci mettiamo anche quello, la chiudiamo naturalmente perché non esca. Però cosa ho detto? Vi avevo promesso il musetto. Prendiamo un altro po' di sfoglia, prendiamo, tagliamo, quando si cucina perde un po' il grassetto, spennelliamo con l'uovo, classiche tutte le ricette con la pasta sfoglia, quindi avrete un musetto in sfoglia e una torta salata con le erbe. Quante uova sono? Una, e serve per, diciamo così, sia il musetto che per... Sì, e anche per un'altra ricetta che adesso andremo a fare. L'abbiamo spennellata, l'abbiamo tagliata perché la pasta sfoglia, se tu non la tagli, cresce e ti si sgonfia e all'interno rimane cruda. La mettiamo in forno 20 minuti 180 gradi. La nostra pasta sfoglia di torta salata e musetto in crosta. Però ci hai detto che le uova possono servire per qualcos'altro. Adesso... Perché... mi ripeto, chi non ha preparato il purè il giorno di Natale con la carne lessa? Perché non fare delle polpette di purè? 500 grammi di purè, sì. Un tuorlo d'uovo, 60 grammi di formaggio, 60 grammi, e mettiamo il burro a fondere un attimo in forno a microonde. Proprio... Quanto burro? 50 grammi. Prendiamo il nostro burro sciolto, lo mettiamo all'interno delle patate del purè avanzato con appunto il tuorlo d'uovo e il formaggio grattugiato. Adesso mescoliamo il tutto. Qui non dovete riscaldare il purè, proprio il purè da freddo, Prendiamo 2 cucchiai, il suo giusto gergo è cannelle, però non ci piacciono, facciamo delle palline con i cucchiai. Come avevo detto che le uova riservano, perché ci mettiamo, le spennelliamo e vanno in forno anche queste a 200 gradi. Poi qui sopra ci si può mettere o ancora del formaggio grana o del pan grattato se volete renderle un po' più croccanti, ma noi adesso, passandole al forno, come si vede, queste non sono le crocchette di patate che vanno fritte, sono delle purè avanzato appunto con l'uovo, burro e formaggio, vanno al forno e non serve friggerle. Questi dunque i consigli della cuoca, ma non c'è solo il buon cibo, c'è anche il buon vino, ed è trevigiano il miglior sommelier d'Italia. The winner is Christian Maitan. Una vita di studio e passione, Christian Maitan è figlio d'arte, cresce respirando la cultura dell'accoglienza nell'attività di famiglia, amore e cura per il territorio e i suoi prodotti. Lui si definisce un uomo di sala, è il miglior sommelier del Veneto nel 2018, 5 anni dopo guadagna il titolo di miglior sommelier d'Italia. Passo dopo passo ho incontrato quelli che sono state delle figure per me fondamentali a livello formativo, proprio a livello di sommelierie. Ho fatto il mio percorso AIS di 3 livelli, quindi mi sono diplomato sommelier nel 2017 e nel 2018 sono diventato un miglior sommelier del Veneto. Poi un'altra piccola soddisfazione, sono stato miglior sommelier del Cornigliano Valdobbiadene. Il titolo arriva dopo anni faticosi, formazione continua. Christian Maitan ha avuto la meglio su 9 professionisti provenienti da tutta Italia. Tra le qualità richieste e valutate da AIS, tra i candidati le competenze in viticoltura, enologia, degustazione, analisi organolettica e decantazione dei vini, oltre a prove di comunicazione. Grande appassionato dei vini autoctoni, un sommelier per Maitan deve essere un profondo conoscitore del territorio e della sua storia. Deve saper trasmettere quello che un territorio sa dare. Quindi non parliamo solo
dell'uva, del vitigno, ma bensì del terroir, dei fattori climatici, di cosa differenzia una zona rispetto all'altra, l'esposizione, il territorio e le tradizioni, perché poi ogni zona vitivinicola porta con sé delle tradizioni e una storia importante che è fondamentale comunicare. È stato tra gli ospiti invitati dal sindaco Paola Roma alla festa organizzata dal comune per i neo diciottenni. Perché dai loro esempi potessero proprio trovare quella strada per dire ci sono sì delle difficoltà, però ho un esempio davanti del mio territorio che mi dimostra che ci sono, ma posso anche superarle. E in quella serata Christian ha proprio parlato della sua esperienza a loro, ricordando cosa significhi effettivamente anche partire da un'azienda di famiglia. Abbiamo ancora tanto da raccontarvi subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per parlarvi delle tante iniziative del territorio in questo periodo di feste. Andiamo nel Montello e vi parliamo del Giavera Festival. Non volevamo attendere fino all'estate prossima, quando sarà la 30ª edizione. Ecco allora che il Giavera Festival arriva con la 29ª edizione, una versione straordinaria invernale, data l'urgenza di alzare l'attenzione in un periodo storico così complicato come quello attuale. Emblematico il titolo, Il mondo che ci desideriamo. A livello internazionale e globale, le difficoltà che incontriamo rispetto al clima, rispetto ai rapporti internazionali, rispetto ai conflitti e la conflittualità che cresce, ci fanno dire che è necessario ritornare davvero all'incontro, a un incontro capace di generare forze positive per costruire il mondo che ci desideriamo. Novità assoluta il Capodanno a tutto mondo, la festa di San Silvestro al Pala Mazzalovo di Montebelluna. Un Capodanno a tutto mondo l'abbiamo chiamato, e quindi un Capodanno di incontro e di condivisione, è un momento per stare insieme, per fare festa sia come italiani che come stranieri, e infatti saranno presenti alcune o molte delle associazioni che collaborano con il festival da anni. E le iniziative proseguiranno anche nei primi mesi del 2024 con il Migrant Bangla Tour Mestre, un trekking interculturale per incontrare volti e storie della grande comunità bengalese di Mestre. La conclusione sarà, come da tradizione, con un viaggio a Marrakesh, tappa ultima di questa edizione speciale del Giavera Festival. Quasi archiviato il Natale con Santo Stefano, già si guarda al Capodanno e in particolare al gran concerto di Capodanno al Teatro dal Monaco. 1 gennaio 2024, anche quest'anno come da tradizione alle ore 21, torna il concerto di Capodanno al Teatro Mario del Monaco. È un dono questo concerto che l'amministrazione comunale fa alla città di Treviso attraverso l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il maestro Raccanelli, che ci porterà degli ospiti straordinari con una musica straordinaria, ma al centro di questo progetto, oltre che la musica e l'arte, ci sarà la beneficenza, perché l'intero ricavato sarà devoluto all'AIL Treviso e alla Musica di Angela, che sono due realtà straordinarie che 365 giorni all'anno operano per il bene della nostra comunità. Ancora una volta dunque la musica si unirà alla solidarietà, prezzo del biglietto di 15 euro che saranno devoluti interamente alle associazioni benefiche, evento che va rapidamente verso il tutto esaurito. Sul palco l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta dal direttore Massimo Raccanelli. Sarà un concerto molto divertente e molto piacevole. Il valzer è sempre una grande attrattiva per tutti dal punto di vista della danza in sé, ma anche, come citavo prima, per l'importanza che ha avuto a livello sociale. E speriamo quindi che il teatro vibri insieme a noi in questo senso. E a proposito di iniziative del territorio vi riporto alla vigilia di Natale, perché è stata una vigilia di preghiera e non solo, al Bosco delle Penemozie a Cison di Valmarino, dove si sono radunate circa 300 persone provenienti da tutta la Marca trevigiana e non solo, per una cerimonia molto suggestiva. La veglia di Natale ha visto alternarsi infatti riflessioni e testimonianze nel luogo che custodisce la memoria del sacrificio nella Valle di San Daniele. A organizzare l'evento le sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio dell'Associazione Nazionale Alpini con Aspem e il gruppo ANA di Cison di Valmarino. Queste le immagini.
L'incanto del Natale adesso ci porta alla chiesa di San Nicolò. Torna nella chiesa di San Nicolò il presepe napoletano, un'installazione curata in ogni minimo dettaglio che fa vivere l'incanto del Natale, dove ogni statuina realizzata artigianalmente ha un preciso significato. Un presepe che arriva in un anno importante per la tradizione della Natività. Un anno importante perché ricordiamo gli 800 anni del primo presepio fatto da San Francesco. Naturalmente nel presepio napoletano non può mancare il benino, che è il pastore dormiente, è colui che sogna il presepio. Poi abbiamo le 12 pecore che rappresentano un po' le 12 etnie ebraiche e tutti i mercatini che vedete qui al centro, dove che rappresenta un banchetto per ogni stagione, quello invernale, quello primaverile e via di seguito. Inseriti all'interno anche importanti simboli storici come il rudere di un tempio a simboleggiare la caduta dell'impero romano, statuette realizzate nel 1970. Non sono statue ferme, ognuno ha qualcosa in mano, chi è andato a prendere l'acqua, chi è andato a prendere la frutta, le cose da mangiare, sono state bellissime. Ogni statua è movibile, si possono alzare le braccia, allungarle, stringerle, per mettere a ognuno di loro qualcosa in mano. I personaggi sono meravigliosi, gli abiti sono meravigliosi e noi siamo veramente, io sono veramente onorata di farlo, questo presepio ogni anno. Prima di lasciarvi alla meteo e alla programmazione di Antenna 3 è il momento adesso dei vostri presepi. Questa sera la Natività allestita presso la chiesetta Quartezza di Meduna di Livenza, la Natività, il presepio della famiglia brianese di Istrana, quello di Roberto Piccina di Godega di Sant'Urbano e quello di Giulia Martignago di Pederiva di Monte Belluna. È davvero tutto anche per questa edizione, vi lascio ai vostri presepi al meteo e vi auguro ancora a nome di tutta la redazione di Antenna 3 buon Santo Stefano. Nella chiesetta dedicata a San Michele Arcangelo, dove ci accoglie una gentile e sorridente donzella, il Natale è commemorato con un presepio favoloso. Anna e Maria Grazia, con maestria e tanta pazienza, hanno messo insieme delle costruzioni che sono il simbolo di Quartarezza e dintorni. Vale la pena vedere il tutto dal vivo per ammirarne i dettagli. Ciao a tutti, buon Natale a tutti! Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Prosegue la forte anomalia atmosferica sull'Italia, caratterizzata da tempo stabile e clima mite. Il dettaglio di mercoledì 27 dicembre. Sul Veneto la giornata sarà asciutta, ma con tantissime nubi. Nebbie e foschie infatti saranno estese e persistenti, dunque cielo grigio e sole poco o per nulla presente. Temperature in lieve aumento, minime tra 2 e 7 gradi, massime tra 6 e 10 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà nuvoloso e coperto pressoché ovunque, in pianura così come sulle zone costiere e su quelle montuose. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente più soleggiato, come ci mostra la grafica, solo con isolate foschie sulle vallate al mattino. Temperature minime sui 3-3 gradi, massime intorno ai 5-6 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.